Sabato 26 gennaio si sono svolte le finali interprovinciali maschili Under 19, intitolate Memorial Alex ed Elena Biasin, in ricordo dell'atleta scomparso 2 anni fa in un incidente stradale insieme alla sua fidanzata. Le 4 finaliste, già qualificate per la fase regionale, si sono date battaglia per la conquista del primo titolo stagionale. Il Palasport di Silvelle ha ospitato la finale del terzo posto, che ha visto il Valsugana Volley rossa avere la meglio per 3-7-0 contro il Casal Volley. Un'annata comunque positiva, un quarto posto che magari non ci saremmo aspettati, speravamo magari di riuscire ad arrivare in finale. E adesso comunque c'è l'accesso ai regionali diretto, lì sicuramente cercheremo nel concentramento a 3 di arrivare in una posizione migliore. L'annata è andata abbastanza bene, qualche infortunio di troppo, ma i ragazzi si sono comportati in maniera egregia. La partita non è andata per niente male, abbiamo fatto una bella vittoria giocando discretamente. Le aspettative erano di entrare nelle prime 3, nelle prime 4 e i regionali adesso vediamo, perché troviamo subito Treviso, però siamo un gruppo molto giovane, composto da molti 95-96 e quindi facciamo esperienze per il proseguo degli anni e soprattutto per la categoria che andiamo a svolgere in Serie D. Nel Palasport di Tre Baselighe la finale per il titolo ha visto la Pallavolo Padova dominare in soli 3 set contro l'Agora Venezia Volley, dopo una grande battaglia nell'ultimo parziale. L'unico rammarico è soltanto non essere riusciti a lottare fino in fondo come di solito riusciamo a fare. Purtroppo la loro esuberanza fisica è stata preponderante, abbiamo subito fin dal primo set, per cui niente, dare merito agli avversari perché obiettivamente sono più forti e hanno meritato di vincere. L'unico rammarico è questo, provare fino in fondo, cosa che non abbiamo fatto oggi. Dispiaciuti ma sereni i veneziani, che possono consolarsi anche con il premio individuale per il migliore opposto. Intanto siamo dispiaciuti perché non abbiamo espresso il massimo delle nostre potenzialità, probabilmente anche per la loro bravura che ci hanno messo sotto pressione e soprattutto con la battuta, quindi penso che il merito loro sia stato principalmente grazie alla battuta. E per il resto noi quello che potevamo fare abbiamo fatto, non abbiamo grandi rimpianti. E sinceramente non mi aspettavo questo premio, anche perché io gioco come secondo posto e quindi non come opposto titolare. Certo è stata una bella soddisfazione veder riusciti e compiuti tutti i miei sforzi durante l'anno e durante gli allenamenti della settimana. Speravo di vincere questa partita ma non è stato possibile, quindi come ha detto il mio capitano, congratulazioni alla squadra del Padova che comunque ha degli ottimi elementi. Soddisfazione nelle file dei neocampioni ma senza esagerare. Siamo ovviamente molto felici del risultato perché siamo riusciti a portarci a casa un trofeo e soprattutto per i ragazzi è molto importante questa cosa qui. Non siamo molto contenti della qualità del gioco espresso perché abbiamo avuto un po' troppe pause durante la gara e il nostro ritmo di gioco non è stato costante per tutta quanta la partita. E sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto e proprio in funzione del campionato regionale dobbiamo cercare di essere un pochettino più precisi in alcune situazioni di gioco. I bianconeri portano a casa anche i premi per il miglior palleggiatore, il miglior attaccante e il miglior libero, ma la testa è già sui prossimi obiettivi. È stata una finale che i primi 2 set ci ha visto dominare molto bene la partita, l'ultimo set un po' di sbandamento da metà set in poi, un po' di stanchezza, però bene, questo è il primo step, adesso ci aspetta una fase molto importante e per le finali nazionali sì, già l'anno scorso le abbiamo mancate per molto poco, adesso diciamo che l'obiettivo è quello di arrivare alle finali nazionali. Una grande festa quindi, dove l'agonismo non ha fatto dimenticare chi di questo mondo ha fatto parte con entusiasmo. Possiamo dire che la finale è stata entusiasmante, Pallavolo Padova si è guadagnato la prima postazione, dal punto di vista organizzativo siamo stati ben lieti di organizzare e nominare il trofeo a Alex Biasin, un ex atleta mancato 2 anni fa
il papà era molto entusiasta e ha premiato tutti i ragazzi. Dobbiamo come federazione ringraziare il presidente del Silvelle, del Silvolley Bottacin Gianni, che ci ha ospitato in questa favolosa serata, dove comunque c'è stato un momento di festa e anche di ricordo per Alex e Elena. Per noi genitori è un'emozione partecipare e vedere soprattutto l'impegno di questi ragazzi, ed è un modo comunque per far sentire che loro ci sono ancora vicini. Noi genitori ci sentiamo di ringraziare lo sport, perché in questi 2 anni in cui siamo rimasti senza i nostri figli abbiamo visto come lo sport sia una realtà che sa stare vicino a chi vive nel dolore. E allora ringraziamo i protagonisti di queste finali e facciamo loro un in bocca al lupo per il futuro, con 2 angeli d'eccezione a fare il tifo da lassù.